Via Circonvallazione è uno dei punti neri della viabilità del veneziano. È una strada che invita a spingere il piede sull'acceleratore nonostante i numerosi accessi impongano limiti inderogabili alla velocità. È una strada pericolosa, soprattutto al calar della sera, quando alcuni tratti restano completamente al buio. Quest'ultima è una delle probabili cause al vaglio dei carabinieri che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale accaduto giovedì sera attorno alle 22. A perdere la vita un operaio di 34 anni, originario del Bangladesh, travolto da un'auto mentre in sella alla sua bicicletta rientrava a casa a Salzano, dove risiedeva. L'investimento è accaduto nelle vicinanze dell'incrocio con via Piemonte. L'uomo alla guida dell'auto, una Fiat Punto, è un 43enne di Zelarino che non avrebbe visto il ciclista e che ora è indagato per omicidio stradale. Il 34enne, in seguito al violento impatto, è stato scaraventato in un fossato ed è lì che i sanitari del SUAM, arrivati tempestivamente, hanno tentato in tutti i modi di strapparlo alla morte. Per più di mezz'ora il giovane è stato sottoposto alle pratiche rianimatorie risultate purtroppo vane per la gravità dei traumi rilevati sul suo corpo. Al drammatico elenco di vittime in via Circonvallazione si aggiunge ora anche il nome del 34enne. Sempre giovedì, ma sulla A4 in direzione Venezia tra Montecchio e Vicenza Ovest, il veneziano ha pianto un suo concittadino, Max Vedovato, 39 anni di Noventa di Piave, morto nello scontro tra il furgone sul quale viaggiava come passeggero e un tir.